lo specchio di una maga, quell'acqua tersa e celestina, che zampillando insensibilmente da un fondo di minuta ghiaiola, si è alzata a raddoppiare nel suo grembo l'immagine di una scena così pittoresca e pastorale. Portogruaro è uno dei luoghi di elezione di Ippolito Nievo, lo scrittore a cui è dedicato uno dei 2 itinerari nel Veneto orientale, raccontati in questo libro, I luoghi degli scrittori tra Piave e Tagliamento. Non amare un luogo come questo.